La 4 si prepara all'esodo estivo, che quest'anno sarà particolarmente affollato a giudicare dai dati sul traffico forniti dalle 3 concessionarie che da anni collaborano per gestire al meglio le emergenze lungo l'autostrada. I passaggi di veicoli sono tornati ai livelli pre-crisi, superando per la prima volta il record storico del 2007. La collaborazione con Autovie si amplia anche a Brescia-Padova e abbiamo fatto un piano dell'esodo assolutamente comune, perché secondo noi l'unione fa la forza, quindi potenziamento di uomini, di mezzi, possibilità di bypass nel caso in cui sulle altre tratte di concessionario ci siano dei problemi e quindi è già prevista la possibilità di deviazione su altre tratte. Tra le misure previste da CAV nei giorni da bollino nero, presidi fissi con cariattrezzi pronti a intervenire in tempi brevi per la rimozione di auto o camion incidentati o in avaria. Personale incaricato di predisporre nel minor tempo possibile le deviazioni eventualmente necessarie tra passante e tangenziale di Mestre e tra la 4 e la 27, un servizio di segnalazione code con base ai caselli di Spinea e Preganziol, un presidio sanitario con ambulanza presso l'area di servizio di Arino. La società concederà inoltre in comodato 8 nuovi mezzi alla polizia stradale, impegnata in alcune attività straordinarie. Metteremo delle pattuglie, stiamo già facendo questo servizio durante i pomeriggi e durante le sere, perché ci siamo resi conto che le zone, le aree di servizio possono essere dei luoghi in cui le persone possono essere derubate e per cominciare una vacanza in questa maniera non è una cosa buona per nessuno. È inoltre scaricabile online la nuova app Info Viaggiando, che fornisce in tempo reale informazioni H24 su tutta la tratta da Brescia a Trieste. È un mezzo assolutamente importante, molto ben fatto, che mi auguro quanti più utenti possibili vogliano scaricare per informarsi e progettare il proprio viaggio prima e per non avere problemi durante il viaggio, appunto.